Giornata importante oggi, domenica 20 ottobre 2019, poiché abbiamo realizzato un importante obiettivo che è stato quello di modificare il nostro statuto regionale. Il tutto nella giornata coincidente con il tradizionale congresso per la presentazione dell'annuario Fita in Scena 33. L'appuntamento di oggi, relativamente alla modifica dello statuto, segue quello analogo dell'Assemblea nazionale svolto a Pompei. Pertanto la nostra federazione si sta preparando e si sta adeguando via via dalla federazione nazionale, cioè dal direttivo nazionale, ai regionali, ai provinciali, fino ad arrivare alle compagnie, per essere allineati e disposti del nuovo codice del terzo settore. E quindi statuto nazionale in ordine, statuti regionali, quello del Veneto in ordine. Prossimamente adesso saranno le compagnie che dovranno realizzare appuntamenti simili per modificare i loro statuti e riuscire ad ottenere l'iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Ora, quello che noi abbiamo sempre detto a tutte le nostre associazioni è che le variazioni non devono preoccuparci come un problema da risolvere, ma dobbiamo cogliere la possibilità di avere ulteriori opportunità dal nostro essere associazione e poi anche dal nostro fare attività associazionistica e culturale teatrale in particolare. Modificare lo statuto è perciò indispensabile per ottenere lo status di associazione di promozione sociale, che consente a tutti noi principalmente di continuare ad operare più o meno con le modalità che abbiamo sempre avuto fino ad ora, oltre ovviamente ad altri benefici che fino in questo momento non avevamo la possibilità di ottenere. Ogni compagnia ha già ricevuto l'informativa ottenendo il facsimile di statuto, ovviamente adeguato al codice del terzo settore, e nella nostra fattispecie anche con tutte quelle piccole osservazioni che la Regione del Veneto puntualizza per essere associazione di promozione sociale. Quindi ognuno dei nostri associati troverà nella propria area riservata del sito www.fitateatro.it troverà tutti i moduli per cominciare a elaborare quello che sarà lo statuto della propria associazione. Noi riteniamo di avere messo a disposizione di ogni associato tutti gli strumenti sufficienti e necessari per fare qualsiasi genere di intervento. Ovviamente restano a disposizione degli associati le segreterie territoriali, quindi i comitati provinciali, il comitato regionale e, qualora non riuscissimo ad essere esaustivi, naturalmente la federazione nazionale.